Israele si infascia di mura. In costruzione un muro allo confine libanese. Imo. I comuni italiani protestano contro la tassa. Pallone. Lo Palermo arresta in Serie A. A Siracusa arrivisce lo mito. Lo Prometeo di Eschilo allo teatro greco. Benedica a tutti. Lo Stato di Israele ha cominciato il 30 aprile la costruzione di un muro di cemento lungo 1 chilometro e alto diversi metri intorno al confine con lo Libano, vicino alla città di Metullah. Lo muro, precisava Radio Gerusalemme, è necessario per difendere i contadini israeliani di eventuali attacchi di cecchini dello vicino villaggio di Chila. La costruzione si è vista a completare in una poco di settimane. La passata domenica 29 aprile, lo giornale Il Fatto Quotidiano pubblicava la notizia che il governo italiano potesse facilmente recuperare un terzo di 150 miliardi di euro di capitali evasi che si trovano in Svizzera e a così finanziare lo sviluppo senza ir a aggiungere nuove tasse allo popolo italiano. Infatti, secondo il commissario europeo per la fiscalità Gierdas Semeta, le paesi come la Gran Bretagna, la Germania e l'Austria, che già si accordarono con la Svizzera per fare ritornare i capitali illecitamente esportati, non violano il diritto comunitario. Da giorno ci furono polemiche perché pare che il governo italiano non avesse intenzione di firmare questo accordo con il paese elvetico, danno adito alle voci di chi dicono che a monte fa lo forte con le classi più deboli e invece è debole con le classi più forti, come i grandi finanzieri che imprestano l'euro e sfruttano lo debito pubblico delle singole state per poi esportare i capitali in Svizzera. Domenica 29 aprile, il giornale spagnolo El País, citando fonti europee, pubblica la notizia che l'Europa prepara un piano Marshall con 200 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati per fare parte della crescita in Europa. Questo piano avesse essere presentato alla fine di giugno, in occasione dell'incontro dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Dallo nord allo sud sono centinaia i sindaci che protestano contro l'IMU. A dare risalto nazionale all'iniziativa dei comuni è lo vecchio ministro dell'Interno Roberto Maroni, che invitava i comuni d'Italia a sciogliere il contratto con Equitalia. Lo sindaco di Milano Giuliano Pisapia, seppur con qualche riserva, approvò l'iniziativa. Disse che è un'iniziativa di studiare, ma per Milano organizzarsi in proprio fosse complicato. Ha cominciato con altri comuni nicchi, avete meno problemi a farlo, concluyò Pisapia. Secondo le date dell'Istat, ad aprile l'inflazione sopra i principali prodotti della spesa quotidiana acchianava al 4,7%, un dato che non si rilevava dal 2008. Si sta studiando lo fenomeno. L'euro ha visto a servere proprio per contenere l'inflazione e per evitare lo fallimento delle state, ma questi dati dell'Istat, per una mano e la situazione della Grecia per l'altra, cominciano a fare dubitare pure le numerose difensori della moneta unica. L'1 di maio ci fu il 65esimo anniversario della strage di Portella delle Neves, un numero 9 cristiani e 2 picceriddi. Dopo tutto questo tempo, nonostante il processo celebrato all'epoca, non risulta ancora chiaro ciò che succedeva per davvero e che furono i mandanti all'esecutura, in chidda che potesse essere, secondo alcuni, la prima strage di Stato della storia della Repubblica Italiana. L'30 30 aprile si commemorava la morte di Pio La Torre, che morì ammazzato dai mafiosi 30 anni prima, insieme allo suo autista Rosario Di Salvo, in Palermo. Celebrazione all'Ars, in Palermo e a Coniglione, ma pure a Montecitorio. Tra le forze politiche che dettero omaggio allo politico comunista, protagonista della legge che introduceva il reato di associazione mafiosa e la confiscazione dei patrimoni delle boss, magari lo movimento Forza Nuova. Benedica a tutti, palloni. Dalla Serie A, sabato 28 aprile, Palermo e Catania giocarono il derby siciliano, pareggiando a 1. I catanesi patroniarono il primo tempo, segnando con le grottaglie. I rosaneri pareggiarono all'inizio del secondo, con la rete di Miccoli. A questo punto, il Palermo si salvò. Lo passato 1 di maio, i palermitani perderono a Napoli per 2-0. Lo giorno 2, lo Catania perdeu con lo Bologna. Dalla Lega Pro, lo Trapani si allontanò dalla promozione alla Serie B. Lo Spezia ha ripigliato i trapanesi che pareggiarono a 1 a Bolzano con lo Sud Tirol. I liguri sono primi per gli scontri diretti. Lo destino per il primo posto si avvia a decidere in l'ultima giornata, domenica 6 di maio. Lo Siracusa vince 1-0 con lo Lanciano e lo Supragnau dalla classificazione. Football americano. Vittoria di l'Elephants a Reggio Emilia contro l'Hogs per 28-35. La squadra etnea è terza alla Serie A.
In tale campionato di football americano a 9 giocatori, i Cardinals Palermo vinceru 0-89 a Cosenza contro i Soc Wolves e sono primi di suo gruppo. Il derby siciliano tra Caribedes Messina e Elephants Novi finì con la vittoria di Catanesi P8-20. Videmo zocco succedio invece dalla Serie 2 nel suo servizio. Sabato 28 aprile gli Sharks Palermo giocarono la sua prima partita in casa del campionato di Serie 2 della FIDAF, la Federazione Italiana di American Football. Dal velodromo borsellino riceverono agli Saints di Padova. Non ci fu storia, gli squali palermitani vinsero per 20-7 correndo per 195 yards contro le sole 24 dell'attacco padavino, che ottenne però 155 yards di passaggi contro le 61 delle palermitane. Nel primo quarto furono gli Sharks a segnare per primi con il corridore Fabrizio Catalano e la conversione di un punto di pari da Zappalà. Lo secondo quarto risultava più interessante. Dopo le 3 punte di un field goal di 27 yards di Zappalà, lo Santo Donati riceveva in touchdown grappendo a rere la partita. Ma con una spettacolare giocata Fabrizio Catalano ritornava lo seguente kick-off direttamente in touchdown dopo 84 yards, astutando l'entusiasmo della squadra veneta. L'altro 3 punti li segnò Luca Cusimano con un field goal dal quarto quarto. A fine partita diverso lo stato d'animo dell'allenatore delle due squadre. La partita fu molto difficile, al finale abbiamo intercettato, Agnè del succo e finiva a Dio! Sogni chi, un'altra volta, in Perlino un'altra volta e torna a casa, si vittoria. Motociclismo. La passata domenica si corrì il Gran Premio di Spagna. Dalla MotoGP vinci l'australiano Stoner Culonda. Lo spagnolo Lorenzo arrivò secondo e mantenne il primo posto. Vinceru pure lo spagnolo Espargaro dalla Moto2 e l'italiano Fenati dalla Moto3. Dall'11 di maio al 30 di giugno nel Teatro Greco di Siracusa si tenne il 48esimo ciclo di rappresentazioni classiche. Nel 1914 si vive a Reri la tradizione degli spettacoli classici e si promuovono attraverso un'opera di divulgazione e di ricerca scientifica le fondamenta del pensiero greco. Nella cornice incantevoli del Teatro Greco vanno in scena lo Prometeo di Eschilo, le Baccanti di Euripide e lo Sceddi di Aristofane. Dal 9 al 12 di maggio si tiene a Lentini la festa delle Sante Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino. La città, addobbata con stennardi russi, accoglie le processioni che si tengono per festeggiare le tre sante. Assai suggestivo è lo giro delle nude, devoti che scioggono lo voto alle proprie sante protettura, correndo seminude per le strade della città, graduale de Fudda, che disegnano un itinerario che tocca tutte le poste dello martirio delle tre frate martiri. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.